È una cosa sicuramente straordinaria questo Veneto Spettacolo del Mistero per le Pro Loco e per quanto le Pro Loco riescono a mettere in campo. Nonostante le poche risorse economiche di cui però dobbiamo ringraziare la Regione per questo impegno non indifferente con le ristrettezze che abbiamo e l'assessore Daniele Stival per questa sensibilità, le Pro Loco riescono a mettere in campo questi 250 eventi. Noi abbiamo calcolato che sono circa 5.000 i volontari coinvolti per realizzare questi eventi. Puntiamo quest'anno ad arrivare a 400.000 persone che partecipano e chiaramente poi le risorse, il volano economico che abbiamo messo in piedi con questo evento è veramente straordinario ed è la dimostrazione dell'amore che hanno per il proprio territorio da parte delle Pro Loco, dei volontari del Pro Loco, perché dedicarsi in un mese così difficile, soprattutto i fine settimana, il sabato e domenica, a riscoprire le leggende, a riscoprire i misteri, a rappresentarli e a farli conoscere alla gente, innanzitutto alla gente del proprio territorio che magari si dimenticano, e questo è anche importante, soprattutto rivolto ai giovani, ma poi anche per farli conoscere anche al di fuori da un punto di vista turistico, e noi siamo convinti che questa iniziativa possa essere anche in un periodo morto come quello di novembre un attrattore turistico per il Veneto.